Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben ritornati con noi, grazie anche ai nostri ospiti che ci supporteranno. Parleremo e cercheremo di capire se c'è effettivamente un'opportunità per le imprese, se c'è anche un'uscita dalla deflazione, una timida uscita dalla deflazione, o come prevede Confcommercio questa avverrà con la primavera inoltrata, o proprio non ce ne sono neanche i bagliori. Cercheremo di capirlo meglio. Poi se questo vale per le imprese che sono soltanto vocate all'export o che hanno parte dei fatturati che si fondano sull'export, oppure anche quelle che hanno una vocazione meramente nel mercato interno. Sembra che però allo stato attuale i consumi non si riprendano molto. Nelle pieghe della legge di stabilità ci sono dei provvedimenti interessanti. Il governo spinge o no verso l'internazionalizzazione delle imprese? Cosa vuol dire internazionalizzare? Lo ripetiamo perché poi molti ci hanno anche fatto dei commenti abbastanza pesanti. Non stiamo parlando di delocalizzare, quindi non si spinge verso l'andare con tutta l'azienda fuori dei confini e quindi portare via lavoro a chi lavora nel territorio, ma aprirsi verso nuovi mercati, e quindi lo spiegheremo bene. Quali quindi le opportunità? Qual è la situazione che stiamo vivendo? Si può sorridere, faccina che sorride, oppure ancora stare a muso duro e molto rigidi, perché possiamo incorrere nei 72 miliardi di tasse che incombono sulla nostra testa se non rientreremo in certi parametri previsti? Lo capiremo insieme allora. Con chi? Con i nostri ospiti. Ve li presento partendo qua dalla mia sinistra. Diego Moscheni, console onorario Bosnia e Erzegovina per le Tre Venezie e per il Veneto. Grazie di essere qui con noi. Paolo De Franceschi, Executive Manager presso NKV SRL Business Network Aggregator, grazie anche a lei. Buonasera a tutti. Franco Conzato, direttore di Padova Promex, grazie anche a lei. Camera di Commercio sostanzialmente per internazionalizzare le imprese e aiutarle ad andare oltre i confini, a trovare new business. Esatto. Stiamo attendendo anche Francesca Zaccariotto, past president della provincia di Venezia. Abbiamo poi Paolo Gozzi, che è ex sindaco di Arcugnano, quindi un amministratore del territorio che conosce bene la zona del Vicentino, che è anche una zona molto di fermento con tante aziende, quindi ci racconterà anche la tassazione locale, quanto può influire sulle aziende. Buonasera. Davide Donofrio, direttore Confapi Padova, grazie. Buonasera. Anche a lei. E poi Massimo Zanon, presidente Confcommercio Veneto. Buonasera. Grazie Presidente, con l'onere di farci comprendere le dinamiche di questo settore commercio e servizi. Giorgio Santini, senatore, capogruppo in Commissione Bilancio, Senato della Repubblica Italiana. Grazie anche a lei, senatore, esponente del PD. Grazie. Tra i nostri ospiti abbiamo poi il piacere di avere Gianni Mandruzzato, che è tecnico sull'anatocismo bancario, ai noi, perché le imprese molte volte hanno bisogno anche di finanziamenti, ma incorrono in qualche problemino con le banche. Liu Yanping, responsabile servizi internazionalizzazione di Aero Interim International, grazie anche a lei, quindi verso la Cina, questa volta andremo verso altri orizzonti. Poi abbiamo Radames Carniello, imprenditore, se non erro, ed Ernesto Pancin, segretario AEPE FIPE, Pubblici Esercizi per Venezia. Come sempre Luigi Sposato, che ci aiuta, imprenditore e presidente di Aero Interim, riguarda sempre il mondo del lavoro, ma provocatore, ci aiuterà a provocare i nostri ospiti. E prima di incominciare, di capire qual è la situazione, vediamo il nostro contributo. In questo momento fortunatamente direi che abbiamo una serie di fattori che sembrano essere a favore dell'economia e quindi dovrebbero poter smuovere nel breve, anche se nei dati che stiamo raccogliendo di gennaio e di dicembre e gennaio non è che poi abbiamo visto la ripartenza alla grande. Cautos Quinzi, vediamo quest'altro contributo che invece che la voce da Confcommercio. Italia è ancora in zona deflazione, ma il calo dei prezzi rallenta. Secondo le stime preliminari dell'Istat, i prezzi al consumo sono scesi a febbraio dello 0,2%, calo meno ampio rispetto a quello di gennaio, quando la discesa era stata dello 0,6%. A volare è il carrello della spesa, con i prezzi dei beni alimentari per la cura della casa e della persona in aumento dello 0,7%. In particolare schizzano i prezzi dei vegetali freschi, più 11,2%, a causa del maltempo che ha distrutto le coltivazioni invernali. In ripresa anche i costi dei carburanti, con la benzina che aumenta dell'1,4% rispetto a gennaio e il gasolio in risalita dello 0,7%. Cauti consumatori e imprese del commercio. Per il Codacons l'emergenza deflazione non è passata, perché non stiamo assistendo ad una decisa ripresa dei consumi da parte delle famiglie. Secondo Confcommercio ci sono i presupposti per un'uscita dalla deflazione a partire dalla tarda primavera di quest'anno. Infine Confesercenti fa notare che lo scenario attuale presenta qualche opportunità da cogliere.
togliere. Bisogna approfittare insomma del basso tasso di inflazione per ridurre il peso del fisco che grava su imprese e famiglie. È sempre il fisco che comunque è un peso, un onere importante. Allora, senatore, vorrei cominciare un po' da lei, visto che lei è in Commissione Bilancio, è una commissione anche strategica. Qual è la situazione nelle pieghe della legge di stabilità che molti hanno visto un po' sommariamente, poi più se ne parla più si scoprono anche interessanti risvolti, emerge? Qual è lo spaccato allo stato attuale del nostro Paese? Ovvero, ancora in deflazione piena, ripresa, ma proprio onestamente, perché dopo alla fine abbiamo i nostri operatori del settore che ci diranno la loro percezione della realtà. Beh, indubbiamente la situazione non è assolutamente risolta. Siamo in una situazione difficile da molti anni e gli indicatori sono ancora tutti indicatori, diciamo, che hanno grandi criticità. Va anche detto che ci sono alcuni segnali interessanti, anche in questi giorni, insomma, che danno l'idea che finalmente un po' di politiche messe in atto a livello nazionale, alcuni fattori internazionali, alcune scelte anche, penso a questa scelta della banca, della BCE, di una forte immissione di liquidità che partirà tra pochi giorni, stanno creando innanzitutto un clima di fiducia che è leggermente migliore del passato, anche con qualche insomma, tendenza abbastanza robusta, e anche alcuni dati, adesso ad esempio sono usciti quelli dell'occupazione, che siamo a decimali, anzi pochi decimali, però sono finalmente decimali positivi e non decimali negativi. C'è il fatto simbolico che il primo trimestre è previsto per la prima volta dopo non so quanti trimestri, 14 mi pare, con un segno complessivo del PIL positivo, e dovremmo anche cominciare a vedere qualche effetto. Adesso è stata fatta un'operazione in legge di stabilità in cui si sono immessi circa 10 miliardi nelle buste paga, 9,5 per la precisione, strutturali sugli 80 euro, strutturali, e quindi questi che nel 2014 sono andati in gran parte ai risparmi, anche perché non si sapeva se poi sarebbero stati confermati, eccetera, adesso che sono confermati, sono strutturali, cioè sono per sempre, dovrebbero comunque riversare una parte di questi miliardi, diciamo, anche nell'espansione dei consumi. Quindi io credo che, tenendo anche conto che ci sono proprio dal mese di marzo importanti misure, ad esempio per le assunzioni, con un bonus molto forte di 8.000 euro insomma, per i nuovi assunti, con il taglio del costo del lavoro dall'IRAP, quindi insomma segnali che vanno a favorire e dare fiducia anche alle imprese che vogliono assumere. Mettendo insieme tutti questi dati io credo che la situazione del 2015 può effettivamente essere diciamo in marcata ripresa, ecco, non 0,1 ma arrivare, io spero a fine anno, attorno anche alla cifra piena, insomma quell'1% che sarebbe a mio avviso una frontiera importante, perché permetterebbe di allentare anche un pochino la pressione fiscale, che è il tema che giustamente lei sollevava, che viene ancora tenuta molto alta obbligatoriamente, perché per trovare i 18 miliardi per fare le manovre espansive bisogna andare a cercarli certo nei tagli delle spese, ma anche sappiamo cosa sono le clausole di garanzia, no, che sono previste dalla stabilità, anche garantendole con, diciamo così, l'impegno, se non ci sono i tagli alle spese, di mettere la tassazione. Ecco, io penso che se riusciamo a evitare la tassazione ulteriore, come dobbiamo fare, l'economia italiana nel 2015 e ancor più nel 2016 dovrebbe avere una prospettiva migliore. Quindi questo è il dato, insomma, da cui partire. Certo, ci vuole il concorso di tutti questi fattori e ci vuole anche una grande determinazione del governo ad andare avanti nelle riforme e nei cambiamenti, perché certamente se noi non riusciamo a ridurre per esempio l'impatto della spesa pubblica, non riusciamo a ridurre fenomeni di spreco, di duplicazione, anche di burocrazia, come sappiamo, di costi eccessivi eccetera, non riusciamo ad accelerare questo meccanismo di ripresa che, ripeto, secondo me c'è e può via via nei prossimi mesi diventare più forte. Ecco, senatore, ci dica un intervento fatto dal governo che secondo lei a livello nazionale ha portato a qualche risultato, cioè un intervento che le viene in mente. Lei parlava prima di interventi messi in atto, visto che la ripresa in effetti c'è una legge di ripresa, e parlava di interventi. Ecco, faccio un esempio di un intervento che il governo ha fatto, che secondo lei ha aiutato la ripresa.
Beh, ce ne sono più di uno per la verità. Ne basta uno, in modo che... Quello più forte è questa scelta delle leggi di stabilità di concentrarsi proprio su una terapia d'urto per sostenere la domanda interna, gli 80 euro, che costano 10 miliardi, quindi non è che sia una cosa 9,5, e poi il pacchetto che riguarda, diciamo, le aziende e il lavoro per quanto riguarda il tentativo di sostenere la riduzione di tasse per favorire nuove assunzioni. Quindi secondo lei questa ripresa, leggera ripresa che abbiamo, deriva dal fatto che sono stati messi in busta paga gli 80 euro, questo vuol dire? Le ho chiesto un elemento. Sì, Poi sì. lei mi ha messo il discorso degli sgravi. Sì. Quindi Sono due cose che si sostengono perché gli 80 euro vanno ad alzare la domanda interna. Noi, insomma, giustamente lo diceva anche prima, in questi anni di crisi i tre fattori fondamentali dell'economia sono andati purtroppo male, no? Salvo le esportazioni che hanno retto, la domanda interna è andata molto male, gli investimenti altrettanto. Quindi se l'economia non riparte se non ripartono queste tre componenti. Sì, no, ma io però le avevo fatto Allora, cioè, gli 80 euro e gli sgravi per le assunzioni sono collegati perché io faccio alzare cerco di far alzare la domanda interna. sì, però mi scusi, lei però in fase di premessa diceva che c'è una leggera ripresa per alcuni fattori anche grazie agli interventi. Ora, se gli sgravi sono ancora in corso d'opera, che partono da ieri, e gli 80 euro bene o male non hanno portato alcun vantaggio, ci risulta perché sono aumentati semmai gli accantonamenti in banca, come ha detto il nostro leader. Ecco, dov'è l'elemento oggettivo che ha portato a un aiuto? Cioè, io non lo vedo personalmente, perché gli incentivi partono dal 1 di marzo, no? Tanti altri fattori, adesso io potrei dirle che avere messo nell'economia 37-38 miliardi per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione, al di là che era un dovere preciso dello Stato farlo, averlo fatto purtroppo in ritardo, quindi nel 2014 e non nel 2013 o nel 2012 o nel 2011, ha messo in condizioni, queste risorse sono circolate e hanno creato qualche disponibilità. Certo, come dicevo io, i provvedimenti più importanti, a mio avviso, devono sviluppare i loro effetti ancora adesso, perché sicuramente gli 80 euro, adesso che sono strutturali, saranno, come dire, più, ci auguriamo tutti, più facilmente spostabili nei consumi, così come la propensione ad assumere dovrebbe essere facilitata. Poi non è neanche secondario che questi contratti siano contratti stabili, contratti di lavoro che vengono incentivati, perché è chiaro che una persona che ha un contratto stabile di lavoro avrà anche una propensione maggiore a fare qualche prospettiva, diciamo qualche progetto per il futuro e quindi assumersi anche qualche piccolo investimento, piccolo o grande che può fare. Questi sono i fattori che a mio avviso possono aiutare. Ma bisogna capire poi effettivamente se queste imprese che poi andranno ad assumere, se lo faranno in percentuale, è perché si sono internazionalizzate o perché se i consumi interni effettivamente si stanno muovendo. Un'ultima cosa, poi passo la parola per avere il quadro anche al Presidente di Confcommercio. Volevo chiederle, il lavoro di Cottarelli che a un certo punto è sparito dalla circolazione e le notizie erano per noi insomma, fuori dal giro delle conoscenze dirette, quelle che molte delle sue proposte, dei suoi interventi venivano vanificati perché erano tagli veramente drastici. Per quale ragione non è stato preso in considerazione il lavoro che aveva fatto, per il quale era stato chiamato in Italia, insomma, era anche importante, ma anche come segnale politico, segnale sociale per i cittadini? Perché lei parlava dei tagli effettivamente sono stati... Una parte anche direi consistente del lavoro di Cottarelli è stata poi recepita in legge di stabilità, no? Perché sommariamente noi abbiamo 18 miliardi diciamo, di investimenti in legge di stabilità che sono sostenuti per 12-13 miliardi con tagli di spese e gli altri 5, come sapete, come sappiamo, sono diciamo, venuti dal fatto che abbiamo avuto una deroga sul deficit europeo, quindi sono andati 5 miliardi. I 12 miliardi di Cottarelli della spesa, del taglio di spesa sono tutti quelli di Cottarelli, in gran parte sono quelli di Cottarelli, ne mancano alcuni che adesso dirò, però insomma i 4 miliardi delle regioni, i 2 miliardi dei ministeri, il miliardo delle province, sono quelli che aveva individuato Cottarelli per quanto riguarda diciamo, le istituzioni. Ci sono un paio di questioni di un certo rilievo che riguardano tutto il sistema diciamo, dell'acquisizione della spesa pubblica, dei beni intermedi cosiddetti, cioè come la pubblica amministrazione utilizza, fa gli acquisti eccetera, che sono già stati oggetto di provvedimento anche se fanno fatica a entrare a regime per difficoltà che hanno anche gli enti locali, le regioni, a uniformarsi a un'unica stazione diciamo, di vendita, entreranno a regime in settembre, quindi in tempo utile,
Mancano dal piano di Cottarelli, diciamo, due questioni importanti. Il riordino complessivo delle forze dell'ordine, che era una partita significativa, e tutto il tema, diciamo, previdenziale, dei costi previdenziali e assistenziali. Ecco, su questi due temi, che sono due temi ad altissimo impatto anche, diciamo, sulla vita dei cittadini, bisogna ragionare ancora e bisogna, nel corso del 2015, ecco. Però io vorrei dire con molta chiarezza che quel taglio alla spesa pubblica che è previsto di quasi 12 miliardi deve essere fatto nel 2015. Se non viene fatto, come gli ascoltatori sanno, a gennaio 2016 ci sono le clausole di salvaguardia, vuol dire che viene aumentata l'IVA. Ma non è colpa nostra, cosa quello che non deve è stato bravissimo, è quello certo. cioè, i cittadini sono là che invocano questi Sì, tagli, non è colpa... ma diventa un boomerang sui esatto, cittadini. ma infatti devo dire che l'impegno del governo è assolutamente per farli, perché bisogna mettere queste clausole? Perché l'Europa non accetta, diciamo, spese certe, quindi perché gli 80 euro sono spese certe del bilancio pubblico, gli incentivi allo sono spese certe, mentre l'impegno a ridurre, diciamo, la spesa pubblica sono impegni che devono verificarsi. L'Europa sostanzialmente vuole sempre poste certe e quindi bisogna mettere automaticamente questo meccanismo di garanzia. Però, ad esempio, non so se gli ascoltatori lo sanno, con il decreto approvato venerdì scorso milleproroghe, noi abbiamo sciolto una clausola di garanzia per 650 milioni della precedente legge di stabilità, che scadeva anche questa a gennaio, perché questo è il meccanismo, cioè il mese successivo alla fine dell'anno, e l'abbiamo sciolta potendo portare a bilancio i primi risultati, ecco un provvedimento per esempio che sta dando qualche, della cosiddetta adesione volontaria al riportare i capitali esteri in Italia, che ha un termine inglese, insomma, che io pronuncio male, quindi non dico, che è in vigore da dicembre e che ha già dato buoni risultati, anche perché, come sapete, è stata rivista la convenzione con la Svizzera e si dovrà. Quindi quello ci ha permesso di sciogliere una clausola di stabilità di garanzia di oltre 650 milioni che sarebbe stata diversamente esercitata sempre attraverso l'IVA o gli altri meccanismi. Nel 2015 bisogna assolutamente fare quei tagli, quindi il piano di Cottarelli, al di là che lui sia presente o meno, perché poi lui aveva preso l'impegno per un anno e poi finito l'anno se n'è andato, per questo era un po' già nei patti, ma al di là di questo rimane in parte da realizzare per le cose che ho detto, ma quelle che sono state messe in legge di stabilità vanno assolutamente fatte. Questo è un impegno del governo, non dei cittadini chiaramente, ma per evitare ai cittadini aggravi di tasse che poi avrebbero un effetto veramente devastante, depressivo sull'economia, proprio nel momento in cui invece dovrebbe spiccare con più decisione dei passi in avanti. Allora, detto questo, adesso sentiremo la voce anche di Confcommercio che ci presenta uno spaccato regionale della realtà. Andiamo subito in pubblicità rapidissimi, pochi secondi, poi siamo con voi.